Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi apriremo una piccola dilogia su due termini che riguardano lo sguardo, soprattutto due modi di guardare che sono praticamente antitetici l'uno all'altro e che sono termini che sono abbastanza usati nel linguaggio napoletano. Il termine di oggi è fittiare. Con il termine fittiare si intende uno sguardo molto intenso, quasi ossessivo, soprattutto nei confronti di una bella ragazza che sta passando, oppure per esempio su un oggetto del desiderio in generale, come può essere anche un vestito costoso in una vetrina di un negozio di abbigliamento. Il termine molto probabilmente deriva dal latino figere, ovvero colpire da lontano, per l'assonanza proprio tra lo sguardo di chi ha voglia e l'azione quasi del colpire la persona o la cosa che sono oggetto del proprio desiderio. Detto questo, io vi saluto, vi mando alla seconda puntata di questa piccola dilogia sullo sguardo nel linguaggio napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciuberino!